fatto tutto quello che avevo sul nastro, dal classico alla melodia alla canzone allegra. Lo so, volete bene Mario Merola, e quindi il coso bello per il cinema Brezza. C'è un altro pezzo, ecco la voce, è una delle più belle canzoni di Napoli, e secondo me la mia più bella incisione, è con la voce, questa è con la voce, però intervengo anch'io, per darvi ancora un saluto. Grazie ancora, viva i Gigli di Nola, perché sono famosi in tutto il mondo, questa è la verità. Sì, ci sono quelli di Barra, quelli di Spagna, però i Gigli a Nola è nato qua, diciamo la verità. Volevo ringraziare i tecnici, questi amici che ci hanno un impianto favoloso, poi mi direte i vostri nomi, il mio tecnico personale Salvatore Romano, detto Sasariolla che mi fa un po' di tutto. Mi è piaciuta Rosa Miranda, è mia nuora, è la fidanzata mia. Spero che vi è piaciuta, penso che per i giovani abbiamo fatto per i giovani e un po' per tutti, perché io non è che faccio parte, lo vuole bene solo i miei, anche i bambini vogliono bene, tutti quanti. Io ho fatto uno spettacolo a Bologna, credetemi, c'erano 200 ragazzi. Dico perché Mario Merola, professore, ha detto, una bambina disse Mario Merola è un'istituzione, ecco perché noi vogliamo Mario Merola. E cantare tutti i pezzi classici, perché sapete, la sceneggiata si studia alla prima media, quindi da Mario Merola sta alla prima media, quindi si studia pure, chi è fatto qualche cosa lì. Io canto in tutto il mondo, però stasera qui mi è sembrato di stare nel mondo. Nola, grazie, vai. Questo è un mio compagno, il fidanzato della Franca, e canta anche lui. Vuoi cantare su questa parte? Non sapevo che era così alto, questa è una cosa. Non lo lascio di stare.
ce la vede, qui sei bravissimo, voce fresca, bella, bravo. Complimenti veramente. Ma tu canti, lo fai veloce, No, per me vai a studiare perché puoi cantare, te lo dico io. Basta mettere un po' di cuore. Ancora un applauso. Signori, grazie, stupenda serata, arrivederci e grazie, e viva i Cigli a Nola! Grazie a Mario Merola, un applauso fortissimo da Nola!